Ebbene sì, era una mia promessa, la promessa alle 18 in punto. Siamo con voi, speriamo di essere in tanti oggi, perché oggi si parla di lingua siciliana, di dialetto siciliano. Io vi a parlare in palermitano, in siciliano, ma se no che senso è? Sono fuori dalla trasmissione. E come vi avevo promesso, accanto a me, fra poco ve li presento, giusto il tempo che ci sintonizziamo per verificare se appunto noi siamo in diretta, ma io sono certo che siamo in diretta. Ecco, già il primo arriva. Allora il primo che arriva cortesemente in diretta mi scriva che è in diretta, così io lo mando in onda e diamo inizio alla presentazione di questi ospiti che sono arrivati giusto il tempo che si fanno un po' di trucco e parrucco, come si dice in gergo. Quindi vediamo chi è questa persona che si è sintonizzata e cortesemente il primo che arriva ci faccia sapere che noi siamo in diretta e cominciamo a parlare in siciliano, perché oggi è una puntata diversa, passeggiando nella nostra lingua siciliana. Allora vi ho portato due esperti, ecco, già abbiamo 4 persone che si sono sintonizzate, alle quali persone chiedo cortesemente di sapere se siete con noi, fatecelo sapere, scrivetevi qualcosa nella chat, così cominciamo a chattare. Ecco che arriva Beppe, ciao Totò, un saluto da Villa Abate, vediamo se è vero. Eccolo qua. Ecco qua, vedete ragazzi, è arrivato, quindi scrivetemi se tutto va bene e tutto si sente bene, grazie. Allora, oggi parleremo, ripeto sempre, di lingua siciliana. Ho portato 2 persone importanti, 2 esperte, 2 poeti, quindi se qualcuno... Ecco qua. Gabriella, dimmi se si sente bene. Anche Gabriella è con noi, vedete, professional proprio siamo, ma non professional di poco molto. Eccoli qua i miei 2 ospiti, ve li presento subito. Ciao Nino, come stai intanto? Non c'è male, abbastanza bene, grazie per l'invito. Grazie, vedo che accanto a te c'è una persona che conosciamo. Sì, sì. Giuseppe, come stai? Ciao Totò, bene, ciao a tutti, grazie dell'invito. Allora, ciao Mimmo. Allora, ciao. Mimmo sicuramente ci starà guardando, dovrà essere con noi, ma abbiamo un problema tecnico, veramente lo risolveremo la settimana prossima e quindi avremo Mimmo ospite per tutta la puntata. Allora, queste 2 persone che vedete qui accanto a me, intanto vediamo cosa ci dicono da casa, ragazzi, vediamo benissimo. Allora, siamo certi che si vede benissimo, tutto bene, si sente bene da Bagheria. Fateci sapere da dove ci state ascoltando. Allora, di che cosa parliamo oggi? Apriamo con voi la prima puntata di una lunga serie sul dialetto siciliano. Allora, chi dei 2 vuole parlare per primo? Nino, facciamo parlare. Allora, io per correttezza faccio sempre iniziare a Peppe Gerbino. Allora facciamo iniziare a Beppe. Beppe, allora. Grazie Nino. Che cos'è questa? La patata bollente la prendo io, va bene. Esatto, ciao a tutti, buonasera. Grazie a Totò per questa... Io già mi sono scottato, scusami. Tu ti sei scottato. Una volta, così non impalliamo. Dai, dimmi Giuseppe. Allora. Perfetto. E vabbè, c'è sempre stato questo dilemma, se chiamarla lingua o dialetto. In realtà la differenza sta nella considerazione che noi stessi abbiamo della nostra lingua madre. Perché dialectos, appunto al greco, cioè lingua parlata, dialogare, parlare. La lingua è quella ufficiale che riguarda un'intera nazione. Però io vorrei fare una domanda ai nostri cari amici che ci stanno seguendo da casa. È mai possibile che quella siciliana sia un dialetto della lingua italiana se è nata prima? Penso proprio di no. Questo è un grande dilemma. È come dire... Il dolce nuovo arrivò dopo della nostra lingua. Assolutamente sì, già alla corte di Federico II, 1230. Quindi non è possibile, però ufficialmente in realtà, visto che quella italiana è la nostra lingua ufficiale e visto che per dialetto si intende una lingua minoritaria parlata o scritta in un'area circoscritta, quale la regione siciliana in questo caso, è considerato dialetto, ma quella siciliana ha tutti i crismi per essere considerata una lingua. Vediamo di sapere il pensiero di Nino adesso. Nino, allora,
il tuo pensiero. Ma io non posso che sposare ciò che Peppe ha detto. Questa è un'eterna, come dire, contesa, un'eterna diatriba. Ci sono queste scuole di pensiero, dialetto e lingua. Io in realtà ritengo che effettivamente nessuno dei due è in errore, perché è a secondo come il siciliano lo si guarda, da quale angolazione lo si guarda, ma soprattutto, cosa ancora più importante, è il sentimento, cioè la percezione, la concezione che uno ha, che un parlante ha della propria lingua. Ora io dico, perché chiamare lingua ciò che politicamente è un dialetto? Perché politicamente il siciliano è un dialetto, perché a livello politico la lingua è l'italiano, quindi tutto quello che non è italiano è relegato a dialetto. Allora, Scusami, concludo, perché chiamare dialetto ciò che invece è lingua, cioè ciò che ha la dignità di lingua, per quello che diceva Giuseppe prima, uno perché non è un dialetto dell'italiano, uno perché è nata prima dell'italiano, uno perché ha tutti i crismi di una lingua. Ecco, allora dobbiamo coinvolgere anche le persone a casa. Allora cosa faremo? Cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati che se qualcuno di voi a casa in questo momento decidesse, dice, ma guarda, io ho scritto delle belle poesie, bene, se sono brevissime, voi ce le mandate, noi le mettiamo in sovraimpressione, in overlay, come si dice che è difficile, e noi ve la faremo declamare da questi due grandi personaggi che mi ritrovo oggi qui in studio con me. Quindi da questo momento in poi apriamo le danze, come si suole dire di solito, e avete anche la possibilità, se volete, allora, cominciamo subito, perché non dobbiamo fare filosofia, Nino. Allora, chi dei due comincia? Chi comincia dei due a declamarmi una poesia in siciliano? Allora, io per correttezza faccio sempre iniziare Peppe Gerbino. Allora, Beppe, tu devi cominciare. Vediamo, prendo il mio libro, perché contrariamente ai poeti popolari di un tempo che non scrivevano nulla, avevano tutto in mente, e noi diciamo moderni, se non leggiamo, io a parte qualche poesia a memoria, le altre le devo leggere. Quindi vi leggo questa un'ottava siciliana, brevissima, quindi composta da 8 versi, e si intitola L'Armania, in rima naturalmente. No, non ti dico sì la vita mia, e non ti dico tu solo me core, perché tu sì che sai, con le parole descrivere un si può, la malattia che mi tormenta, e le pensieri sore su sopranate della fernicia. Lo sai so che sei l'arma mia, che campa pure quando tutto muore. Bravissimo. Ecco. Bella. Dimmi Nino, che stavi dicendo? No, io quando ascolto Peppe Gerbino declamare le poesie, io conosco tutte le poesie di Peppe, e diciamo che non solo ha avuto e ha e continua ad avere sempre il mio apprezzamento, ma mi emoziona proprio ascoltare le sue poesie, mi emoziona. Io invece, scusate se vi interrompo, questa è la prima volta che io prendo parte a una diretta, sinceramente, proprio perché sono stato abituato sempre ad avere il contatto con le persone, cioè, mi sento un pochettino non nei miei panni, non perché c'è la camisa di mia frate, mia camisa, però solitamente non sono abituato a questo tipo di cose, spero di non fare nessuna figuraccia. Stai tranquillo, perché noi ti assicuro che abbiamo tante persone. Intanto vediamo cosa ci dicono gli amici che hanno ascoltato questa bella poesia, perché dobbiamo sapere anche quello che arriva. Vediamo cosa ci dice questa nostra amica. Bellissima poesia, Giuseppe, quindi come vedi, grazie Gabriella, grande, già cominciamo a vedere. Allora, a proposito di poesie, ragazzi, io ve ne voglio leggervi una delle mie poesie, secondo me una delle più belle che ho scritto. Io non sono un poeta, chi mi conosce sa cosa faccio, però ogni tanto, nei momenti, diciamo, quelli di, come voi lo sapete, no? Noi abbiamo bisogno di momenti, la notte alle 2, alle 3, alle 4, alle 5, mentre siamo al mare, momenti
è sempre il momento giusto, dico sempre. Allora, io penso che il momento giusto di dedicarvi questa poesia che leggo è la seguente. Allora, intanto è un pizzo. Che significa essere in pizzo? Sai quando ci sono le persone che si mettono un pizzo? Allora, Giuseppe, cominciamo a tradurre questa parola un pizzo. Sai, pizzo significa in punta, però si dice di colui che siede in pizzo, cioè siede in punta, di uno che non è tanto un pochettino avulso, che tu che si tocca qua la pezza qua, che tu che si incazza facilmente, scusate il termine. Allora, Nino, dammi un'altra definizione di impizzo. In bilico, uno che per niente rischia di cadere, ecco, per niente, per nulla, nel senso più figurato, uno che magari è talmente suscettibile che per niente si incavola, ecco. Oppure, come io dico, come penso, no? Uno si assetta in pizzo quando uno gli suggerisce qualcosa a una persona e questa persona non lo ascolta, no? Ci dice, stai attento a questa cosa, e si assetta sempre in pizzo, no? Sta sempre che ti guarda come quello che tu gli vuoi suggerire una cosa. È un altro significato, perché a volte i significati nell'idiomatismo siculo variano. Quindi, Giuseppe, un altro significato quale può essere? Quello di stare in pizzo. Allora, diciamo che i modi di dire, per conoscerne il vero significato, cioè la nascita, cioè è impossibile, perché i modi di dire dovrebbero essere contestualizzati a quell'aneddoto, a quell'episodio che hanno fatto sì che noi siciliani, che abbiamo una fantasia che va al di là, abbiamo fatto nascere proprio questo modo di dire, che poi, ripeto, come diceva Nino, lo si può adattare. Tu hai visto, noi siamo solamente in 3 e abbiamo dato 3 esempi diversi, quindi vedi la bellezza della lingua, del dialetto, okay, della parlata, dei vocaboli siciliani, che lo spirito siciliano che è forte in noi le adatta all'occorrenza, tant'è che molti termini, appunto, a volte ci si confronta e quasi si litiga, no, viene a dire questo, chi dice no, viene a dire questo, in realtà hanno ragione tutti, perché può significare sia l'una che l'altra cosa in base al contesto. Aspetta, Giuseppe, che arriva una persona che ci vuole spiegare. Allora, un amico. Allora, intanto Nino, stiamo aspettando che rientra Nino, quindi gli diamo la possibilità a Nino di rientrare. Allora, un amico è come usule, a matanata, che ti spunta l'anima scuriata e subito ti aggioina una risata. Ecco, questo è un proverbio siciliano, quindi Nino, come io non riesco a leggere bene il siciliano, quindi tu sei... Aspetta, che dice? Un amico è come sole che matanata, che ti spunta, sì. Giusto? Com'è, Nino? Sì, ti dice che l'amico è come il sole del mattino, quindi comunque è già qualcosa di bello. Cioè già, no, per noi siciliani l'amicizia è qualcosa di veramente importante. Per noi l'amicizia, noi ci crediamo in questo valore. E quindi già lo paragoniamo ai raggi del sole mattutino. Quindi è una metafora bellissima, che comunque ti regala già una risata, no? Certo. E quindi vedete la bellezza proprio del siciliano. Quindi aspettiamo che Nino si riesce a collegare ancora una volta. Nino ha problemi sicuramente di connessione. Nino, sentiamo soltanto la voce, devi attivare anche la telecamera, perché vedete, questa è la bellezza dei mezzi di informazione. Quindi per i signori da casa, oggi è una puntata speciale. Stiamo parlando di lingua siciliana, giusto dico, Giuseppe, non dialetto, lingua. Poi in diversi posti. No, ma Totò, guarda, a volte qualcuno pensa che non sia una lingua solo perché ci sono i vari dialetti, no? E quindi come si fa a unificare la lingua? Ma in realtà un sostrato comune a tutti esiste, tant'è che tu sei del palermitano, io sono della provincia di Trapani, ma abbiamo mai avuto difficoltà nel dialogare nei nostri rispettivi dialetti? Assolutamente no. Assolutamente no, perché c'è questo sostrato comune a tutti. Ma anche la lingua italiana non è che, paradossalmente, vedi, noi, visto che, almeno per me, per quanto mi riguarda, io dico sempre scherzosamente, ma è la verità, per me la lingua italiana
è la prima lingua straniera che ho imparato a scuola. Infatti io studio tre lingue, il siciliano, l'italiano e l'inglese, saccio tre lingue. Quindi io, quando ho scritto questa poesia, di solito cercavo di... Aspetta, da San Diego, ragazzi, attenzione, attenzione, questa la dobbiamo... Eccoci qua. Good morning, Totò, da San Diego, sa benedica a tutti. Quindi siamo in the world. Questa, vedete, è la bellezza di questi mezzi di informazione. Vediamo cosa dice questo amico. Eccolo qua, il maestro Taormina, violinista di alto livello, sempre all'avanguardia, agli ogni scura e su 24 ore. Maestro, se me lo dice lei, guarda, ti ho portato due professionisti, vedi? Giuseppe e Nino. Stiamo parlando dell'assettata Mpizzo. Giuseppe, se tu hai qualche altra cosa da dire, dilla su assettata Mpizzo. No, facciamo parlare Nino, ho parlato sempre io. Allora, Nino. Io ho parlato di Giuseppe Taormina. Se lui ce lo vuole scrivere, qualche altra cosa, assettata Mpizzo. Allora, Nino, che stavi dicendo? No, a proposito di assettate Mpizzo, per esempio il mondo accademico rispetto al discorso lingua-dialetto è assettato un pizzo. Certo. È assettato un pizzo. Questa è un'altra bella definizione. Ecco, proprio per rimanere in tema di ciò che stiamo dicendo. Io dico una cosa semplice e chiara. Chiamare il dialetto siciliano, la lingua siciliana dialetto, mi correggo, è come spogliare della propria dignità la nostra lingua, la lingua dei nostri padri. Questo è quello che dico. Ognuno deve poter dare le proprie opinioni ed è normale. Io cercherò sempre di rispettare le opinioni altrui, ma cercherò altresì sempre di fare rispettare le mie. Chiamare il siciliano dialetto è come spogliare della propria dignità la lingua, la nostra lingua. Allora Nino, adesso io dirò questa poesia e siccome voi siete due professionisti, state attenti perché alla fine voglio sapere il vostro pensiero, perché il vostro pensiero è qualificato e qualificante, visto che siete due poeti, come ci ha detto il nostro caro amico che adesso vi rimetto in onda. Eccolo qua, finalmente una diretta con due poeti veri. Allora, io ringrazio, ma ancora non ho avuto modo di recitare una mia poesia, però ringrazio. Allora, facciamo una cosa. Prima tu reciti la poesia, invertiamo la scaletta. Prima reciti la tua e io poi recito la mia. Allora, parola a te, caro Nino. Allora, vai con la poesia. Allora, spero di ricordarmela a memoria. È un mio cavallo di battaglia. Diciamo che è cosa molto consolidata e comune etichettare la nostra terra sempre terra della mafia, della criminalità, insomma non sto scoprendo la carta vetrata e non mi sto inventando nulla. Molto spesso anche noi siciliani ci vendiamo la Sicilia o ce la svendiamo anche per far ridere la gente. C'è una parte di cabaret che comunque fa ridere ma è contro la Sicilia. Mi trovi d'accordo? Allora io vi recito questa con la speranza che si possa sentire bene. Si sente benissimo, Nino, vai. Se non ci credi, veni qua Italia, sta me Sicilia, terra di l'amore, e grape di linaschi, e ciauria, lo suo profumo arzente, gandatore, e siddo lo scirocco sventolia, fatti vasari, di lo suo caluri, e dilitante, cioppo, Ave Maria, che ca la gente canta a tutte l'ore. Fatti bagnari di stumari azzolo
che vita e morte, speranza e cimitero, e ascolta la Ciduzzi mise in volo, per chi sui voci di lo mondo intero. Chista e Sicilia, tennaro consolo, magia amorosa, china di mistero. Bellissima poesia, ed è così vero perché è bella questa poesia che abbiamo anche Mimmo. Oh! Ciao Mimmo! Bravo Mimmo! Sì, sì. Oh, No, sono venuto, ascolta, cosa mi è successo? Sono venuto a casa di mio figlio, mia nipote, e la sta facendo col suo telefono, capisci? siamo, Col suo telefono, buonasera a tutti e ben trovati a tutti. siamo felicissimi. Va bene, Siamo sono felicissimi. qua, dai. Devi soltanto Grazie a voi. Grazie a voi. fermati il telefono in una parte, posteggialo, perché ti vediamo benissimo e ti ascoltiamo benissimo. Quindi intanto andiamo a vedere alcuni amici cosa ci hanno scritto. Vediamo, cominciamo. Un po' di voce. Eccolo qua, dice Gioè Peppuccio Principato dalla lontana America, da San Diego. Corri quanto vuoi, Cataspiet. E infatti noi abbiamo aspettato che arrivasse il nostro amico. Vediamo ancora cosa c'è. Bells, Marisa La Monica, qualcosa di eccezionale. Allora ragazzi, è arrivato Mimmo. Abbiamo letto una poesia, veramente. Giuseppe l'ha letta. Nino Barone ha letto questa bellissima che rappresenta la nostra terra in maniera eccezionale. Dobbiamo parlare in siciliano, se no macchiano fredda a mia, se no dici che trasmissione non ti so ficcare. Allora, quando vuoi tu, puoi cominciare a recitare la prima pillola in siciliano. Quando dici tu, anche subito. A Corrice pacciamo da Puoi andare, se vuoi puoi andare. No, non gli dire così che chiude. Che hai detto? Mimmo, puoi recitare, Mimmo, a te dice, puoi recitare. Sì, allora posso recitare? Sì, allora, sì. vi volevo recitare, visto che siamo in periodo estivo e scappa sempre fuoco. Ho fatto qualche anno fa questa piccolissima poesia dal titolo Fuoco, che cita il libro Peppe Gelmino. La nostra terra, lo nostro giardino, ogni anno va a passare di lo fuoco. Queste sono tragedie di continuo e fare le stagliate serve a poco. Povera terra mia, sei disprezzata. Qualche figlio che non ti vuole bene fa finta di giocare alla vampata e tutti quanti avevamo solo pene. Sicilia, di lo mondo la più bella. Tu sei la nostra vita, la natura, marpiona che ferriano marredda per fare soldi assai, senza sorura. Ci volessero leggi più severe, ci volesse una bella sbarazzata e cari fora tutto sto fumere, danno splendore a st'isola fatata. Bravissimo, Bravo. Allora adesso aspettiamo tutte le persone. Ripeto, lo dico ai signori da casa, questa è una trasmissione che facciamo per noi e per voi, quindi chi vuole interagire può farlo, ci mandi un messaggino, ci faccia sapere se è in ascolto, ne viene in chiancere, annuate, ma non lo facciamo per educazione, però siamo felici lo stesso. Allora io adesso devo, come dire, chiudere il cerchio, no? E vi devo leggere questa mia poesia assettata un pizzo. Aspetta, voglio sapere, Danino, chiediamo anche al nostro amico, a Mimmo, quando uno dice, oh ma tu sei assettato un pizzo. Dimmi. Quando uno dice uno è assettato un pizzo, no? Che vuol dire in siciliano essere assettato un pizzo? Assettato un pizzo significa che è suscettibile in pratica. Tradotto in italiano è suscettibile, che appena ci dice mezza cosa, già chi lo sa appagnato. Insomma, è satana all'aria, chi questo significa? Almeno per me. Bene, bravissimo. Attenzione, prima di andare avanti, però, aspetta Mimmo che sono arrivati degli applausi per te, vedi? Il professore Taormina, violinista d'alto livello, ti fa tanti applausi. Questa deve essere la trasmissione, ragazzi. Ecco perché ho scelto voi, perché
sapevo. Sì. Attenzione, arriva. Grazie, dottor Taormina. Allora, una pala figurigna spinosa, una pugnatedda di pane di casa, una pampera di Una pala di figurine. adurusa, una tavola di fico sicchi rasa, una picciuttedda vabbè, ora ce la leggiamo questa, che mi piace questa, già il fatto che la gente comincia a scrivere. Annusa. Siamo entrati. Allora, attenzione, adesso lo dico ai 3 poeti di professione. Adesso vi leggo questa assettata un pezzo, l'abbiamo spiegata, adesso vediamo che succede. Alla fine voglio sapere da parte vostra. Allora, quanto votate vitte assettata un pezzo? Quanto votate lo risse? Scende, che ci vuole picca e cara. Ma tu eri sempre là, assettata un pezzo. Ora che ti vieni a cercare, ti trovai in terra, che chiance lacrime di sangue, con le mani in testa chine di dolore, di lo che facesti. Io ti volessi aiutare, io te lo ittassi lo lazzo, ma hai lo scanto che tu t'assetta a re in pezzo. Ecco, questa era la mia poesia, una delle più belle secondo me che io ho scritto. Adesso graziosa. lascio parola, cominciamo da Giuseppe. Dimmi, Totò. Allora, Giuseppe, questa assettata Bravissimo. grazie. Questa assettata come viene Vabbè, vestita? è chiaro che nella tua poesia è una metafora, no? Sì. È una metafora, è stata un pezzo. C'è un'umanizzazione di qualcosa che umano non è. O no? Sbaglio? No, hai indovinato perfettamente, sei proprio... Quindi diciamo che come con le figure retoriche sei a posto. Con la tecnica ancora è da migliorare comunque. Ognuno so a fare, Nino. Ognuno deve fare. Comunque una bella poesia in siciliano, a parte che ripeto, cioè, questa è un'altra caratteristica della poesia in generale, ma di quella siciliana in particolare, molto le metafore. Gli altri diciamo una cosa per dire Renato, già va. Chiaro, vabbè, noi siamo uno, nessuno, 100.000, 150.000. Esatto, diventello dolce. Allora, passiamo invece a Nino. Nino. Comunque, Totò. Dimmi. Dimmi, Nino. Dimmi. Siccome sono col telefono di mia nipote e sul mio bel faccino spunta che io a semenza dici comunque. Va bene. Allora, un attimo che abbiamo... Perché giustamente sono col telefono di mia nipote, capisci? Ho capito. Va bene così, lo stesso. Allora arriva, vi lascio a tutti perché mi facete piangere. A Sicilia e no cuore, certo, lo capiamo, ragazzi. Questo ci chiama da un altro mondo, capisci? C'è un siciliano che è andato via e come tutti quelli che vanno via, poi sapete che... Una cosa che mi viene da dire, leggendo questo commento di questo signore che sicuramente è un siciliano che vive all'estero, dal nome Joe sicuramente è negli Stati Uniti. San Diego. Ecco, io dico sempre che tutti gli emigranti di qualsiasi paese, anche se si trovano bene, si stabiliscono, si mettono a lavorare e vivono una vita agiata, non finiscono mai di essere le persone, ecco, per esempio in questo caso, questo signore non finisce mai di essere siciliano. Ecco, questo è una cosa che ci tengo a dire perché ho incontrato e mi sono confrontato con tantissimi emigranti. Il comune denominatore è che tutti amano forse ancora di più di quanto la amiamo noi che ci abitiamo, la terra natia. Ecco, il richiamo della loro terra è davvero grande. È nato, ci fa sapere, a Porticello.
Sono Però nato a Palermo. nato a Palermo. Allora ragazzi, io volevo omaggiare, vediamo se voi siete d'accordo, vediamo che succede. Allora, vediamo che succede, se riusciamo a leggere questa poesia di questo... Allora, così gli facciamo questo regalo. Giuseppe, tu nel frattempo comincia a leggere quello che c'è scritto qua, perché ripeto, sarebbe Vabbè, un bel... vuoi che la legga io? Vuoi che la legga io? Sì, Va bene. Allora, intanto ringraziamo Peppe Meri e Rosario Cammarata, no? esatto. Per averci mandato questa poesia. Io mi accingo a recitarlo, almeno ci provo. Vai. Una pala di figurini a spenusa, una pagnottella di pane di casa, una pampina di zagara odorosa, una tavola di fico secco e rasa, una pecorella con l'erbuzza annusa, un carretteggio con cellofango in tasa, la terra nostra con veste di spusa, mentre lo sole l'accarezza e basa. Bravissimo, ecco, abbiamo fatto omaggio a questo amico e spero sia contento di questa tua lettura che veramente coglie. Lo auguro. Bravissimo. Allora, Scusa però, questa era una classe esempio. omaggiare, volevo dimmi. Io volevo omaggiare i nostri corregionali, i nostri compaesani che sono all'estero con una piccolissima poesia dal titolo Arvole, ma l'Arvole non è che sono l'Arvole, sono le cristiane che sono nero, insomma in Nord America e in tanti altri posti. Vai, allora, Arvole scippate cinnettante, furono chiantati a banna di sania, con tanti sacrifici vanno avanti, arresta solo la malinconia. Solo chi ha provato può capire, quando cazza sto giorno raro, la macedia senza sempre all'uno sbagliato. Questo è. Bravo. Allora ragazzi, adesso dopo finita. Bella recita di Mimmo, adesso passiamo alla musica, perché come sapete questa trasmissione è live e vuole essere una passeggiata lungo la lingua siciliana. Allora io devo ringraziare un mio carissimo fratello amico che avremo in diretta fra qualche giorno, Carmelo Zappulla. Come sapete Carmelo ha sempre detto da 40 anni a questa parte non ci sarà un album di canzoni napoletane dove io non metterò una canzone in siciliano, che è la mia terra, perché lui è di Siracusa. Ebbene ragazzi, devo dirvi che da 40 anni Carmelo Zappulla che fa musica e dentro i suoi CD, se andate a vedere, c'è sempre una canzone dedicata alla sua terra, perché questo lo fa sentire vicino. Io passerei dalle parole ai fatti e ci andiamo ad ascoltare Carmelo Zappulla. Caretta mia, tu corri l'anima,
chiamo Ciato, rinciano un respiro. Tu, luce, luce, tu, le pensieri miei, tu, come scemonista mia, lasciando cazzi sopra il cielo, per ringraziare a Dio. Ma su giurassi vince un tempo io per dire ai 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 ai. Grande, ma Tu sì, già. Tu Caleggio ringeria a sbaganda divina e ci ha rubato posto sangue mio. Bene, siamo tornati, abbiamo ascoltato questa canzone molto importante. Adesso io però dovrei parlare con Nino. Allora, Nino Barone, ci sei? Mi ascolti? Sì. Sono qui. Allora, dovete sapere che Nino, oltre a essere un professionista, tra le altre cose ha scritto molti libri che hanno a che fare con la lingua siciliana. Allora, piano piano, Nino, vediamo che cosa ci succede. Allora, io partirei con questo, vediamo che succede. Che succede con questo, Nino? Parliamo. Allora, questo è l'ultimo libro che ho pubblicato quest'anno, Processione dei Misteri di Trapani, cronache e memorie. Non riguarda ovviamente la lingua siciliana, ma riguarda un po' il mio impegno verso la Settimana Santa trapanese, di cui sono il capoconsole di una delle categorie affidatarie di un gruppo dei misteri, che è quello che rappresenta l'arresto di Gesù ed è appunto affidato al ceto dei metallurgici. Queste sono cronache e memorie. Io sono 40 anni che faccio i misteri, è una tradizione di famiglia. In questo libro mi sono accinto, diciamo, a raccontare un pochino tutte le mie memorie e ho fatto cronaca di fatti, diciamo, più recenti che mi hanno riguardato da vicino. Ecco, andiamo adesso a vedere questo. Eccolo qua. Questo è uno dei libri che io amo di più, I misteri di una processione, aneddoti e paradossi, retroscena tra realtà e satira. Lì, diciamo, è simile a quello che abbiamo presentato prima, solo che lì c'è un elemento in più, che è proprio la satira. Ho raccontato un po' tutta la processione dei misteri, personaggi, insomma,
che gravitano attorno al mondo dei misteri, con un po' di satira che non fa mai male. Eccola qua. Questo è un altro libro a cui sono affezionato, è di qualche anno fa, mi pare di 2 o 3 anni fa, Il mio dolce stil nuovo, ma il titolo principale è Amor ti tocco. Sono dei sonetti in lingua italiana che ho composto sulla falsariga dei poeti stilnovisti, ecco, su quel genere di italiano, diciamo, ecco, antico, per così dire. Peraltro ci tengo a precisare che all'interno di questa pubblicazione vi è un sonetto dedicato a questo farabutto che ho qui davanti, che si chiama Giuseppe Gerbino. E adesso... Che onore, che onore! Allora, questo è un altro libro al quale sono molto affezionato, La lingua di Coinè, appunti di scrittura e parlata siciliana, e sono degli... Allora, questo libro, per presentarlo, devo fare un'introduzione, un preambolo. Diciamo che sono degli approfondimenti, ma la radice di questi studi sono da collocare nella linea Gebba, ossia in cenni di ortografia siciliana, che ho scritto insieme a Giuseppe Gerbino. Nasce con cenni di ortografia siciliana la linea Gebba. Questo è un mio volume con degli approfondimenti ortografici, ma va un pochino oltre il mio volume, perché gravita un pochino attorno alla sicilianità e alla cultura popolare a 360 gradi. Bene, allora intanto andiamo a vedere che è arrivato un commento. Come sai, questa è una trasmissione live. Eccola qua. Bravissimo Giuseppe nella lettura che hai fatto della poesia poco fa. Grazie, grazie. Allora, adesso però dobbiamo spiegare alle persone da casa, perché dice: ma queste 4 persone di qua come si conoscono? Come nasce questo stare insieme? Beh, dovete sapere che noi abbiamo fatto un cortometraggio di grande successo. Vi assicuro che è stato di grande successo. Ho parlato con molte persone del settore, di grande successo, che era Turiddu su Naturi di Giovanni Pollina, che ha curato la regia e la sceneggiatura e la scenografia, insomma tutte cose vicine. Giovanni, che saluto. Quindi poi devo dirvi una cosa importante, vi assicuro che è di grande successo. E io ho incontrato lungo questo sentiero, il percorso, questi amici che vedete qua. E ci siamo trovati bene, ci siamo divertiti, ci siamo scambiate tante idee, ne mangiamo pane con pomodoro, insomma abbiamo fatto di tutto, a bele, però alla fine io credo di abbiamo fatto un buon prodotto. C'erano piccole cose, ma queste lasciamole ai pozzi dell'ardua sentenza, però abbiamo fatto un bel prodotto. Allora, siccome io non amo parlare molto, perché qui è un posto dove uno deve fare le cose, voglio regalare, soprattutto a Mimmo, voglio regalare questa chicca, e a Giovanni Pollina, che spero ci stia ascoltando, tutto per voi, un frammento di quello che abbiamo realizzato. Eccolo qua. Ho fatto io l'anno scorso, ma voglio vedere. Ora puoi parlare. Oh. Vabbè, qua non parlano comunque. Dove? Ma come mai non si arregamba a sto peluso? Fa sempre tanto che non me ne dà scuola. E poi, a notte, parla su. Ma chi ci sta succedendo? State tranquillo, la mia moglie è l'età. Sta crescendo mio figlio nostro. Il orgoglioso, intanto è un campagna. Ci avesse bisogno della manuzza d'aiuto. Ora che sto fate per il mio paese solitario, a mia, come io, ti malo soltanto per te, e poi mi stanno abbandonando. Ma l'amore per te cresce ogni giorno, bruciato meno, tu sei a me stesso. Bene o male, dove? Che ci sei tu sempre
picciotte, devono da fare, perché la situazione è imbrogliata. In Sicilia c'è chi mangia e c'è chi talia. E non è buona questa cosa, a me non mi piace. Ma do, la donna di picciotte, che stasera si parte. Ne vedremo qua sotto queste montagne, a un solito posto. Va buona e do. Certamente tu ridi, hai tutta la nostra stima e il nostro rispetto, hai ragione, canciara vieni. Bravo Naido. Oh, senta a me, io mi faccio cosa anche piedi, mi fate disturbare nel nudo, un sogno per nudo, Naido. E mi raccomando, vai diamo alle spalle, occhi aperti e orecchie tese. Va buona Naido? State tranquillo, tu ridi. Grazie Naido, ciao. Giù, ci riusciste picciotte che hanno a fare avanti a Canturno stanotte? Ci stai in subito, Naido. Aspettami qua. Va bene. La squadra è pronta. I cavalli da mangiare è tutto pronto. Buono, E Novio, tu ci stai a pigliare le cose? tutto a posto. Picciotte, avevo tutte cose pronte. Nardo, Ehi. come finì? Prepararsi tutte cose? Tutto a posto, siamo carichi di chiumo e scoperti. Ecco, e siamo tornati, abbiamo visto questo frammento di questo momento che si è visto insieme, però dico ai signori da casa che non vi allontanate perché alla fine c'è una chicca che vi appartiene, quindi lo dico per i signori da casa. Abbiamo ancora 10 minuti di tempo perché noi siamo Zenat, 18-19 come l'autobus, passa una volta alla settimana ma almeno in orario, perché più tardi vi farò vedere, lo dico per quelli che si sono messi in ascolto adesso, vi farò vedere una bella storiella che si sono inventate questi 4 marpioni di questi amici, che vi assicuro che vi farà fare 4 belle risate, soprattutto è in tema con la puntata che stiamo facendo, cioè la nostra lingua siciliana, recitata anche sulla scena, perché questo vuole essere in fondo. Allora, Nino, come nasce questa idea? Ma ti sembrerà strano o assurdo, ma l'idea nasce proprio sul set di Turiddu su Nature. Quindi è un continuum, diciamo. Diciamo che lì, proprio lì, quando ho cominciato a partecipare, insomma, a recitare sul set di Turiddu su Nature, nella mia mente già, diciamo, vagava l'idea di poter fare un qualcosa legato al siciliano per valorizzare e divulgare sempre la nostra cara lingua siciliana, però sfruttando quella che era anche le nostre capacità, e cioè la poesia, i versi. Difatti, diciamo che la cosa a cui tu fai riferimento, che sicuramente ci farai vedere, è una recitazione, non sono altro che testi poetici che sono stati scritti da me, da autori, ma anche da Peppe Gervino, che mi ha dato una mano nello scrivere appunto questi versi. Ecco, questa è la particolarità di questa iniziativa. Ecco, dobbiamo ringraziare anche Valentina, Valentina che ha partecipato. Valentina la ringraziamo e la saluto perché Ciao, è tra le protagoniste, diciamo, io la chiamo, è un parolone grosso, la fiction siciliana, ma è una cosa che innanzitutto ci fa divertire, mi fa divertire e anche ci fa stare bene insieme, ci fa condividere questo momento insieme a loro, a cui piace pure l'idea e insomma e mettersi in gioco. Senti Nino, tu fra le altre cose sei editore di una TV. Sì, 1 anno e mezzo fa ho fondato la web TV, TVBN, dentro alla quale ci sono tantissimi contenuti che diciamo variegati, perché variano, vanno dallo spettacolo diciamo alla poesia, alle tradizioni. Ci sono per esempio tantissimi reportage sulle tradizioni popolari, ci sono delle puntate, delle rubriche apposite, per esempio una tra le tante, Siciliano Doc, che ho portato avanti anche insieme a Peppe Gervino. Abbiamo fatto diverse puntate insieme parlando di lingua siciliana e tutto quello che ad essa fa riferimento. Beppe, come hai vissuto questa esperienza tu personalmente? Ti riferisci a Donnino, la figlia Sareata? Tutte e due, all'una e l'altra, sempre per proseguire questo incontro, diciamo, fra i due momenti. Turiddu su Nature sì, è stata la prima per me in assoluto, in un cortometraggio. Sì, benissimo, perché io amo, a me piace recitare, non
magari non lo so fare, per carità, però mi piace, è qualcosa che mi piace. E poi con Nino, con Mimmo, comunque amici da una vita, condividere la stessa passione sicuramente mi ha arricchito lo spirito. Poi ho avuto la possibilità di conoscere te, un vero professionista che ci ha dato un sacco di consigli, un sacco di suggerimenti, quindi un arricchimento sicuramente. Ti ringrazio per queste belle parole, però io adesso vorrei, come dire, passare dalle parole ai fatti e fare vedere ai signori da casa tutto ciò che voi avete creato, perché poi, ripeto, poi le parole sono belle, però noi poi abbiamo perso ancora una volta Mimmo, spero che lo troveremo prima dei saluti finali. Allora io adesso farei vedere per i signori da casa, questa sono 2 minuti, una chicca, è la prima puntata, ho preso la prima perché nella prima c'è più emozione, no? Perché visto che è la prima c'è qualcosa di improvvisato, ma c'è l'emozione, su questo non si discute. Allora, dalle parole ai fatti, prego, vai col video. Allora, lo dico al mio regista, eccolo qua. Così, occhi aperti con tuo figlio, che sulla coluzzito va ferreando. L'hanno incontrato cortiglia, con le manozze che vanno giocando. Non sei mia bella, quanto sei bellona, non sai che ti facessi, amore mio. Sai che ci sono pure per famiglia, se gli succederà qualche malato. Oh, tu sei bello, con queste 100 lune di tia, ma che non futuro di zio. Se dopo che l'anganno non se la piglia, va a cercare le stivali risonanti. Come hai a fare? Sogno consumata. Cilupreri, con tutti le momenti. Ma non si può fare sta nasciata. E allora vedi qua, colazza vesta, la milla la tua carne non sia mia. La carne dice sì, ma non la testa. Tu eri un pozzo, maritati sia. La cosa, la ragione differente. Dice, se non fosse cotedata, lo sfergio ma restasse permanente. Ma per giocare solo una rangata, che l'hanno la vesta, non c'è più niente. Ti ricampasti? E dimmi, non è stato? Forza, non parli. Ma diventaste muta. Stiorno, con quale amico ti hai incontrato? Basta, non mi sopporto. È stato uscita con me pure. Non mi è innamorato. Oh, bella madre! Figlia maliuta! Che facesti questo degenerato? Mi resa mia, la tua passione in foda. Tu, disonesta! E io l'ho scellerato! Vai in donnino e confessa il suo peccato. Là, Nicolè, ma che è tu sto ribello qua? Vattene, vai a giocare, vattene vai a dare. Buongiorno padre, fece un gran peccato. Dimmi figliola mia, non stare in gutta. Mi rettano mezzito, mascherato, con le sue mani mi tassava tutta. Oh bella madre, dimmi, ti piaceva? Padrino mio, che saccio, che c'è a dire? Da un lato l'ho rimorso ma vincia, ma tanto, vero tanto lo piacere. Figliola mia, ma poi infine che successe? Ci dasti lo baccaglio allo tozzito? Ma quando mai? Con tutte le mencesse. Padrino mio, e ho rifiutato un mito. Oh, che peccato! Questo è un gran peccato, lasciare lui non sente a Cedicino.
tu non ci hai votato, fallo completato e poi assorbe il calo tuo parrino. Ecco, allora siamo tornati, aspetta che metto dentro anche il nostro amico. Allora ragazzi, siamo arrivati ai saluti finali, bellissima questa cosa, speriamo che questa puntata la rivedremo anche su TVN, vero? Totò, mi consenti di salutare e ringraziare tutti i protagonisti di Donnina la figlia sciaviata che sicuramente ci stanno seguendo, io li ringrazio uno per uno perché per la loro capacità e la loro passione di mettersi in gioco, perché se Donnina la figlia sciaviata ha fatto un po' di rumore anche in termini di visualizzazioni, diciamo il merito sta proprio ai protagonisti che hanno messo anima e cuore, anche Mimmo Calega che è qui, lo ringrazio, ma ringrazio tutti uno per uno, anzi e ricordo che il 28 di questo mese finalmente dopo questa sosta per l'emergenza coronavirus ritorneremo a registrare la terza puntata che poi sarà ovviamente trasmessa su tvbn.it. Bene, allora andiamo ai saluti finali, comincerei con Giuseppe. Ciao a tutti, ciao Totò, ciao Mimmo, ciao Nino e grazie per questa bellissima esperienza, per me nuova ma intensa. Ciao a tutti da casa, speriamo di essere stati bravi a intrattenervi e chissà, magari una seconda diretta la faremo più avanti. Ciao a tutti e grazie. Sicuramente non mancherà occasione per ripetere questo momento. Adesso io passerei la voce per i saluti a Mimmo. Mimmo, adesso vai con i saluti finali di questa trasmissione. Mimmo, mi ascolti? Spero che mi... Ok. Allora, purtroppo il mio non è andato insomma migliore, però è stato sempre bello rivedervi e quindi dire qualche poesia e tutto il resto. Comunque aspettateci nella terza puntata di Donnino e la figlia sciaviata, va bene? Va bene. Una cosa succosissima. Va bene, bye Mimmo. Bye a tutti. Ragazzi, allora sono io Grazie. che devo ringraziare voi per l'opportunità, per quello che abbiamo fatto, perché adesso la vediamo un po' in confusione, ma adesso vedendolo da casa vi accorgerete che abbiamo fatto qualcosa di importante. Poi voi dovete, come sapete, potete rivedere, lo dico ai signori da casa, potete rivedere questa puntata on demand, significa quando ti pare e piace, tradotto in siciliano, da poi vedere dei 4, 5 all'8 che è la mattinata, ve la potete rivedere, perché questa è la prima puntata, ma io penso che sarà la prima di una lunga serie che faremo. Durante il percorso della vita ci inventeremo qualcosa, perché noi della nostra lingua e della nostra terra ne siamo artefici e quindi dobbiamo sempre mettere in risalto le cose belle che ci appartengono. A proposito, vi do appuntamento alla prossima puntata e seguiteci, perché come dice il banner che adesso vi faccio scorrere, perché così vuole, tutto quanto fa spettacolo nella vita, tutto quello che c'è, se ci fate caso, fa spettacolo, dalla poesia alla politica e quant'altro. Ringrazio questi tre amici, Giuseppe, Nino e Mimmo, per essere stati con noi e io do appuntamento a voi alla prossima puntata. Baci per tutti, vi voglio con saluti e allegria. Grazie a te, ciao a tutti.